Benvenuti a tutti i partecipanti. Io inizierei questo primo incontro. Allora, mi presento, sono Giorgio Borgiattino, presidente dell'Associazione Aregai, che insieme a Pleth, Fenimprese e Mediterranea Consul Lab hanno organizzato questo laboratorio. Questo laboratorio, appunto, come dice la stessa parola, vuole essere un laboratorio di idee, un laboratorio sull'ospitalità italiana e avremo 3 incontri. Il primo incontro sarà quello odierno, dove andremo proprio a parlare sulle tematiche che riguardano l'ospitalità in questo periodo di ripresa, ma con una ripresa in modo sostenibile, in quanto noi associazioni promotrici siamo tutte interessate e attive nella promozione del sviluppo sostenibile per la nostra società, e quindi vedremo le criticità e le soluzioni al post-lockdown da un punto di vista leggermente diverso. Come stavo dicendo, poi avremo un secondo incontro il prossimo sabato, sempre alla stessa ora, il 30 maggio, dove andremo a toccare più tematiche inerenti alla ristorazione. E poi il 6 giugno ci sarà proprio la fase più creativa del laboratorio, dove oltre a portare un paio di testimonianze, chiediamo a tutti i partecipanti di portare i loro contributi, le loro esperienze, i loro dubbi, le loro domande, insomma, sarà proprio il momento più creativo. Anche perché questo laboratorio sarà fondamentale per l'organizzazione di corsi di formazione veri e propri su queste tematiche che verrà fatto dopo questi incontri. Apriremo dei corsi di formazione finanziata. La formazione finanziata è finanziata solo per il personale dipendente, ma i titolari potranno partecipare anche come uditori. Quindi il discorso è che comunque la parte di finanziamento, l'obiettivo è specifico per i propri dipendenti su queste tematiche. Un'altra cosa che mi preme dire, doveva mettere a posto lui e gliel'ha andato di là e ha detto, potete chiudere i microfoni perché vi stiamo sentendo tutti. Un'ultima cosa vi stavo dicendo, questo laboratorio, questi incontri, giocateveli anche per tutto ciò che riguarda l'aggiornamento sulla parte di formazione inerente alla sicurezza post-lockdown. Cioè bisogna iniziare a ragionare che tutto quello che facciamo per noi, per le nostre aziende, e va messo e poi considerato nel momento in cui noi facciamo una ripartenza. Allora, passerei direttamente all'incontro di oggi. Nell'incontro di oggi avremo come partecipanti, oltre al sottoscritto, la dottoressa Ensalareto, che è la presidente del CTS di Aregai. Il CTS è quell'organo che sottintende tutta la parte più tecnico-scientifica dell'associazione, e verrà condotto la giornata di oggi dalla dottoressa Giovanna Ceccherini, che è un manager turistico, che è una persona molto competente o a 360 gradi su tutto quello che oggi andiamo poi ad analizzare. Intervengono il dottor Emanuele Plata dell'associazione PLEF, Emanuele Dal Carlo per la cooperativa Fire Airbnb, cooperativa, Mauro Battaglino di Fen Imprese, Isabella Antonioni, sempre dell'associazione Aregai, e Riccardo Arrabito. Queste persone poi faranno una loro presentazione, 2 minuti, vi diranno chi sono in quanto
sono le loro competenze. Insomma, faremo delle domande per approfondire alcune tematiche. Avremo poi come ospiti, come graditi ospiti, abbiamo Roberto Cerrato, presidente dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero Monferrato, e Claudio Sormani, un albergatore, un professionista della locanda, il titolare della locanda dell'arte. Questi ospiti porteranno poi dei casi studio delle loro esperienze. Io a questo punto, poi alla fine lasceremo giustamente uno spazio alle domande. Le domande verranno raccolte per tutto il periodo del webinar sulla chat, verranno aggregate e cercheremo di riproporle ai nostri interlocutori, ai nostri ospiti, a secondo di quale tematica siete interessati. O magari mentre ci mandate la domanda, mettete tra parentesi anche magari a chi è il professionista a cui vorrete fare questo tipo di domanda. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio, lascio la parola alla dottoressa Ceccherini che condurrà questo primo incontro. Grazie, grazie Giorgio. Allora, due parole di presentazione. Io sono Giovanna Ceccherini di Mediterranea Consulab. Sono una manager del turismo per le attività ricettive, quindi ho lavorato tanti anni nell'ambito della ricettività turistica, attualmente prestata al tour operating con una particolare passione, un particolare indirizzo professionale legato alla sostenibilità integrata nel turismo. Di che cosa parleremo oggi? Oggi andiamo a considerare, a prendere in considerazione che cosa sta succedendo nell'ambito dell'industria turistica ed in particolar modo metteremo a fuoco quali sono le soluzioni, le strategie, gli strumenti che possono tornarci utili per fare di questa emergenza un punto di partenza per un possibile rilancio, per sostenere la ripresa economica dal punto di vista turistico. Quindi Giorgio, se vogliamo seguire con le slide, possiamo iniziare ad entrare nel vivo dell'argomento. Qual è l'obiettivo di questo laboratorio che insieme all'associazione Aregai abbiamo creato? Fondamentalmente, come ho già detto, mettere a fuoco, evidenziare strumenti utili per la ripresa, ma lo facciamo non in maniera così generalizzata. Vogliamo partire dall'adozione di un metodo, è necessario avere un metodo per poter intraprendere un cammino. E il metodo del quale oggi parleremo è il cosiddetto metodo LICET, del quale andremo ad approfondire i contenuti a breve. Il metodo LICET ha una caratteristica fondamentale, nato per volontà dell'associazione Aregai di Torino, e lo strumento, il modello logico-concettuale che permette di adottare un sistema di diciamo, progettualità integrata tra pubblico e privato e che permette in questa maniera di sviluppare una condizione di visione condivisa, di interessi condivisi tra persone, imprese e territori. Quindi è un modello che parte dall'assunzione fondamentale che la partecipazione integrata, la progettualità integrata può avvenire soltanto attraverso la creazione di filiera, attraverso la creazione di una rete che veda responsabilità per tutti gli operatori della rete verso quello che è o un prodotto o un servizio finale. Da che cosa è composto il metodo LICET e in che cosa esso effettivamente consiste? Il metodo LICET è fondamentalmente una formula per adottare un linguaggio comune, che forse è quello che in effetti manca soprattutto qua in Italia per quanto riguarda i temi della progettazione, del raggiungimento di obiettivi condivisi nell'ambito dell'industria turistica. Un linguaggio comune che permetta di mettere insieme le forze e le risorse sia del settore imprenditoriale, sia della cittadinanza,
sia anche diciamo, dell'ente pubblico, dell'istituzione pubblico, perché soltanto in questa maniera, lo vedremo ancora più avanti, si può rispondere effettivamente alle nuove leve di mercato, alle nuove richieste di mercato. E perché il metodo Licet è particolarmente adatto in questa fase di ripresa? Perché considera 5 criteri essenziali, del quale abbiamo sentito parlare tanto anche quando si è letto, si è appunto discusso su come si sarebbe verificata questa ripresa. Diciamo che i temi fondamentali sono proprio legati all'identità territoriale e vedremo poi in approfondimento a che cosa ci riferiamo. Ragioniamo nei termini della necessità di dare nuova vita alle imprese, secondo un paradigma nuovo, quindi l'esigenza di trovare una linea guida per innovazione e miglioramento. Creare impresa vuol dire essere competitivi, quindi stare, diciamo, con le antenne alzate verso il mercato e stare ad osservare ed acquisire le informazioni necessarie per poter creare prodotti e servizi innovativi e competitivi. Non dimentichiamoci l'ecosostenibilità, il legame con il territorio, con la destinazione, ma a 360 gradi il legame con l'ambiente. E oggi, più che mai importante, il tema del benessere della persona, della tutela della persona e della condivisione di benessere tra tutti i membri della filiera, sia dal punto di vista, diciamo, come abbiamo già sottolineato, dell'imprenditoria privata, che dei benefici che questa può generare in compartecipazione con il pubblico. C'è poi un elemento importante che contraddistingue ancora il metodo Licet quando applicato all'ospitalità. E questo si basa fondamentalmente sul valore culturale che si porta presso il metodo Licet, perché esso è strettamente collegato ai criteri che noi che possiamo facilmente riscoprire andando a prendere in considerazione il nostro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale italiano per eccellenza dell'ospitalità si identifica in 2 semplici parole ed è la dieta mediterranea. Non facciamo riferimento in questo caso essenzialmente all'aspetto nutrizionale, guardiamo oltre. Sicuramente il passaggio dal paesaggio alla tavola è un elemento di grandissimo rilievo quando si parla di turismo, soprattutto nel turismo italiano, ma qui guardiamo, come dicevo prima, qualcosa che va ben oltre, perché come già Giorgio diceva in apertura, è necessario che quello che ci lascia il Covid oggi sia il punto di partenza per un nuovo turismo. Ed ecco appunto che allora abbiamo declinato i criteri Licet che secondo i contenuti e le valenze, il sistema di valori, lo stile di vita che caratterizza il nostro tipico modello di turismo. E fondamentalmente abbiamo legato il territorio con la dignità del lavoro, l'innovazione con la capacità di appoggiarci alla tradizione, che sia questa enogastronomica o di diversa natura, ma di renderla innovativa, la capacità di essere competitivi attraverso la collaborazione, ed in questo caso diciamo che la cultura mediterranea ha tanto da insegnare. La contaminazione di saperi è quello che caratterizza fondamentalmente il Mediterraneo, l'ecosostenibilità attraverso un modello di sobrietà e di frugalità che caratterizza anche dal punto di vista geofisico il nostro territorio, per arrivare poi al tema della tutela della persona intesa come rispetto, come interazione, come combinazione di saperi e contaminazione reciproca, contaminazione non in chiave Covid, assolutamente, ma contaminazione di saperi. Quindi volendo ancora procedere avanti, in che cosa notiamo già le prime novità, i primi cambiamenti veramente importanti? Come vi dicevo prima, io ho molto frequentemente modo di incontrarmi con chi lavora nel turismo a diversi livelli, vale a dire dall'imprenditore inteso come l'albergatore, a chi segue l'extraalberghiero, al tour operating, quindi diciamo approccio il turismo sotto varie sfaccettature. Ho voluto qua riassumere quelli che sono i valori però che stanno veramente emergendo in maniera molto prepotente grazie proprio a queste conversazioni, a questi incontri che stiamo tenendo. Il nuovo turista ha delle caratteristiche che non possono passare inosservate per chi fa impresa turistica e per il territorio sulla quale questo insiste.
e sono fondamentalmente legati alle parole chiave che vedete a video. Sono 7 parole chiave che dovremo tenere in grande considerazione nel momento in cui andremo a lavorare sui territori. Vale a dire, il territorio deve diventare prima di tutto destinazione attraverso la motivazione. La motivazione di viaggio si viene a identificare con il territorio medesimo, perché quel territorio motiva il viaggio. Quindi in questo caso la motivazione che passa attraverso la consapevolezza ed il desiderio di conoscere la destinazione per l'arricchimento che quella destinazione ci può dare. In termini attuali, assolutamente di grande rilevanza, i temi della sicurezza e del benessere, perché questi ormai, più che in qualsiasi altro momento antecedente, hanno assunto un ruolo determinante. E poi di grande rilievo la percezione che questa emergenza ci ha dato e che non siamo assolutamente soli, che dobbiamo assolutamente imparare a convivere con un ambiente pulito, poco inquinato e che soprattutto possa essere conservato nel tempo. Per questo è, diciamo, un turista, quello che attualmente sta emergendo, che viene definito come un turista della trasformazione sotto 2 punti di vista, perché l'esperienza che richiede e che ha modo di vivere sul territorio è l'esperienza che trasforma se stesso e che si porta a casa, ma allo stesso tempo trasforma il territorio medesimo, lascia traccia sul territorio. Quindi abbiamo voluto sintetizzare in una frase, diciamo, questi concetti, proprio perché rimangano come un punto di partenza per quello che saranno poi le nostre discussioni successive, cioè il nuovo turismo, ci piace chiamarlo così, la nuova ospitalità, nasce dal desiderio di tutelare, valorizzare e difendere i valori che sono attualmente alla base della rinascita. Ecco allora che possiamo vedere velocemente, in un excursus veloce, qual è il punto di vista del turista, qual è il punto di vista successivo dell'imprenditore e qual è il punto di vista del territorio. Allora, per quanto riguarda il turista, vedete qua velocemente riassunti i concetti di cui avevo già parlato precedentemente, quindi l'accoglienza in qualsiasi struttura ricettiva o anche che sia questa alberghiera, extra alberghiera, sia turismo all'aria aperta, qualsiasi forma di ospitalità ha come punto cardine il raggiungimento dei valori alti di sicurezza e di benessere personale. Per raggiungere questi diventa fondamentale poter dimostrare e generare fiducia nel nostro turista in merito all'adozione di protocolli sistemici e scalari di sanificazione, di igienizzazione delle strutture, di presidi in libero utilizzo, e in questa maniera quindi aiutare a modificare, a incentivare l'esperienza del turista attraverso appunto quello che è un cambio di paradigma, che ripeto è legato alla nuova consapevolezza verso la destinazione come oggetto di conservazione piuttosto che allo sfruttamento della medesima. Volendo appunto proseguire ancora un passo avanti, grazie Giorgio, l'imprenditore che tipo di approccio deve maturare? Allora, noi continuiamo ad insistere come Associazione Aregai ed io come Mediterranea Consulab che il Covid-19, l'emergenza Covid-19 deve essere essenzialmente un momento di fermo, di riflessione, una crisi che crea un'opportunità. E una crisi pesante, la stiamo vivendo tutti, sappiamo bene di che cosa stiamo vivendo in questo momento. Ma questa situazione ci pone davanti ad un mondo nuovo, un mondo che deve guardare avanti, che deve valutare nuove spinte di mercato e dove l'imprenditore deve iniziare ad avere una visione, diciamo, più circolare, cioè l'impresa deve diventare circolare perché all'interno di una rete, all'interno di una filiera, in quanto questo è quello che chiede il suo cliente, il suo ospite, e questa è la nuova leva di mercato. Quindi 2 i concetti basilari da tenere in considerazione, sui quali lavorare e su quali l'imprenditore non può assolutamente, l'imprenditore non può dimenticare, e vale a dire la conservazione del territorio e la tutela della persona. Sulla tutela del territorio facciamo ancora un piccolo passo avanti, vi diamo un paio di spunti di riflessione.
Ecco, il territorio sul quale poi ci illumineremo meglio con l'intervento del nostro esperto, il dottor Emanuele Plata, avevo piacere però di fare alcune considerazioni, più che altro un paio di riflessioni da condividere con chi ci sta seguendo. Molto frequentemente, prima che entrassimo in questa fase emergenziale, si è sentito parlare di overturismo, si è sentito parlare di destinazioni mortificate dagli afflussi turistici incontrollati. Pensiamo ad una Venezia, ad una Barcellona, per ipotesi. Ecco, dobbiamo partire da una presa di coscienza, da una consapevolezza fondamentale, e cioè, prima di tutto, che puntare a più turisti non significa creare benessere economico. Non è assolutamente guadagno, anzi la crescita del benessere legata al turismo non è mai lineare. Il turismo vive grazie alla conservazione del territorio. Se consumiamo il territorio, la destinazione non è più attrattiva. Quindi tanti turisti, gli agglomerati turistici, i gruppi immensi che vediamo talvolta a Venezia, che vediamo nelle nostre città, nelle capitali d'arte, in realtà non fanno altro che consumare quella destinazione. E questo è tanto più vero quanto minore è l'impatto economico che il turista lascia nel territorio. Ecco allora che forse il Covid-19 da questo punto di vista rappresenta un momento di stacco. Distacco più che altro perché ci porta ad avere le condizioni necessarie per ripensare il turismo. Vale a dire, importanti il distanziamento sociale, la necessità di interagire per poter effettivamente fare in modo che la destinazione, in presenza di meno turisti, dia però migliori esperienze, di migliori qualità. E questo è possibile attraverso una serie di strategie, per esempio attraverso la segmentazione degli accessi, gli accessi controllati, i costi di entrata, attraverso accordi con logistica che sia altamente attenta anche all'impatto sostenibile. Ecco, questi sono alcuni dati, alcune piccole riflessioni che ci fanno pensare come il territorio debba essere aiutato ad aiutare l'imprenditore e viceversa, perché solo in questa maniera potremo effettivamente raggiungere i due scopi che ci stiamo ponendo, cioè condividere benessere ecosostenibile e creare le condizioni per conservare la nostra destinazione. Bene, direi che a questo punto, mantenendo buoni tempi che abbiamo a disposizione, direi di andare ad approfondire quindi i singoli criteri che caratterizzano il metodo LICET. Partiamo subito con il legame con il territorio. Legame con il territorio che è in pratica il valore dato all'identità, alle proprie radici e la storia e la cultura locale, la valorizzazione del paesaggio, delle risorse locali, la capacità di lavorare in sinergia sulle filiere, sull'economia e sulla comunità locale. Abbiamo bisogno di maggiori approfondimenti a questo proposito ed è per questo che ne parliamo con Emanuele Plata, presidente della Planet Life Economy Foundation, al quale pongo subito una domanda che diventa importante per poter inquadrare immediatamente il criterio. Dottor Plata, quali sono il significato e lo scopo del legame identitario con il territorio da un punto di vista turistico? Prego, dottor. Grazie Giovanna. Intanto devo dire che l'associazione di cui io sono presidente, PLEF, è nata nel 2003 da uomini di impresa per le imprese, quindi noi ci occupiamo specificatamente di come le imprese, quindi in questo caso le imprese turistiche di ogni tipo, possono essere in grado di sviluppare strategie rispettose dei vincoli di sostenibilità ambientale, sociale, oltre che economica. E per parlare di territorio, la buona notizia che io vi posso dare dopo tutti questi 17 anni di lavoro è che il territorio è fondamentale per qualsiasi tipo di impresa si pensi di fare, sia locale, sia multinazionale, sia manifatturiera, sia di servizio, eccetera. Figuriamoci nel caso dell'ospitalità. Il concetto in pratica è quello che dagli anni 50 abbiamo potuto imparare da Olivetti, cioè ogni impresa dà e riceve dal territorio in cui opera.
E questa simbiosi è fondamentale per proprio la sua ragione d'essere. Naturalmente il territorio, qui la domanda specifica è sul significato, non è un confine amministrativo, è quell'area, quel perimetro omogeneo da un punto di vista pedogeoclimatico e culturale, ovvero sia quei contesti in cui le condizioni naturali hanno favorito il costituirsi di gruppi di persone, di comunità che nei secoli hanno via via alimentato una loro identità. I riferimenti ve li faccio subito per dare un'idea concreta. Noi parliamo di territorio con pensiero alla Maremma, al Monferrato Casalese, alle valli che tendenzialmente le sono molto caratteristiche. Qui faccio cenno alla Valle del Roscio in provincia di Imperio, alle isole che altrettanto sono facilmente comprensibili. In questo caso faccio cenno all'Elba, ma anche ad aggregazioni più ampie come la Romagna occidentale, da Ravennate ai Lidi Ferraresi o la Locchide in Calabria. Tutte situazioni in cui le caratteristiche di omogeneità sono alla base di quei valori di identità. E lì dentro l'imprenditore come l'amministratore locale, figuriamoci l'imprenditore turistico, deve considerare che nella sua visione quella di comprendere e intervenire sulle vulnerabilità e sulle potenzialità che il territorio gli mette a disposizione. Perché se non è consapevole dell'una e delle altre, rischia di disperdere le sue energie, le sue risorse e non essere congruente con quello che si propone. Quindi la missione che di fatto ognuno di questi soggetti che opera nel territorio per costruire valore si deve porre è quello di prevenire, proteggere, trasformare e promuovere il proprio territorio nello stesso momento in cui produce interesse per l'impresa. L'obiettivo, quindi, ecco lo scopo, significato, il perimetro non amministrativo ma un perimetro di omogeneità culturale e pedagogico-climatica, lo scopo è quello di costruire valore per l'impresa e miglior benessere per la comunità. Senza queste condizioni l'uno compromette l'altro. Perfetto, dottor Plata. Una seconda domanda. Ma come possiamo immaginare di mettere in pratica un posizionamento strategico sostenibile? È proprio quello che serve. Qua chiunque nella vita deve avere in mente un approccio che enfatizzi le proprie distintività per essere riconoscibile ed entrare in relazione con gli altri. Questa distintività si rafforza della distintività del territorio in cui opero e diventa elemento appunto di costruzione di una dignitosa relazione con tutti gli altri. Quindi il posizionamento strategico sostenibile non è altro che capire in profondità le caratteristiche del proprio territorio. Oggi abbiamo uno strumento in Italia che siamo all'avanguardia e quindi dobbiamo usarlo più che mai in questo momento di riconsiderazione delle fondamentali, che è quello della conoscenza del benessere ecosostenibile della comunità in cui io vivo e opero. Perché quel criterio che è un indicatore in uso a livello nazionale, ma che PLEF con Aregai sta promuovendo per entrare in tutti questi territori omogenei di cui discutevamo, indica dalla salute all'istruzione, al benessere economico, al benessere soggettivo, al paesaggio, al patrimonio culturale, all'ambiente, eccetera, i punti di riferimento che fanno la cornice con dei plus o dei minus rispetto a quello che può essere una media nazionale. Se io ho questa visione del mio contesto e se faccio un esercizio partecipato, idealmente proprio da tutta la comunità a cui appartengo, per capire quali sono le forze esclusive del territorio in cui opero, ecco, io ho il punto di partenza del mio posizionamento. Ho già detto altre volte che per un'isola non è certamente il mare che costituisce il suo punto di distinzione, perché ovviamente tutte le coste, tutte le isole avranno il mare. Si tratterà di capire
in quel contesto specifico, qui io cito l'Elba, come per esempio la numerosità dei lidi sabbiosi di cui dispone, che caratterizzano un elemento distintivo. Il posizionamento quindi nasce da questo, in cui io come impresa, identificando a mia volta sulle mie proprie competenze, sulle mie proprie capacità di rispettare determinati requisiti, oggi si parla delle condizioni igienico-sanitarie, ma anche quelle di produrre un prodotto coerente con la filiera e quant'altro, mi identifico con una mia specifica proposta. Allora, le due proposte, che sono elementi distintivi, danno luogo a questo posizionamento, il quale porta, nel momento in cui fisso un prezzo che ha anche caratterizzazioni di valori riconoscibili, l'impatto economico per l'impresa, il valore aggiunto. E dall'altro lato mi ritorna con l'azione che faccio sul piano educativo, sul piano divulgativo, sul piano dell'infrastruttura, a vantaggio di quelle dimensioni del BES. Questo è il criterio di adozione di un posizionamento convergente tra la comunità e l'impresa, in questo caso in primo luogo quella turistica. Perfetto. Dottor Plata, è stato più che esaustivo, ha già risposto in pieno anche alla domanda che le avrei fatto subito dopo per capire come questo valore aggiunto avrebbe potuto effettivamente poi diciamo, scendere a terra. Il marketing territoriale, quello del quale lei ci ha già parlato, ci ha già illustrato quelli che sono i valori legati all'autenticità, alla responsabilità, all'utilizzo di un linguaggio che permette ovviamente di mettere in sintonia l'intento dell'imprenditore con quello diciamo, del gestore pubblico, della pubblica amministrazione. Bene, facciamo un passo avanti e vediamo il criterio successivo. Andiamo a parlare più specificatamente dell'innovazione. Innovazione intesa come miglioramento, intesa come motore propulsore per l'impresa, oggi più che mai. Non possiamo immaginare di fare oggi impresa senza ragionare in termini di innovazione. Diciamo addirittura di un'innovazione molto veloce, che ha dei tempi di rigenerazione estremamente celeri. Quindi parliamo nel dettaglio di 6 sottocriteri che il metodo LICET prende in esame e considera, e che sono la conoscenza e l'informazione, il monitoraggio degli obiettivi che vengono posti e che noi ci poniamo a livello imprenditoriale, i miglioramenti messi in atto, la capacità di innovare attraverso il miglioramento per rispondere in pieno ai nuovi trend di mercato, la capacità di mutuo apprendimento nella relazione che intercorre tra impresa privata, pubblico e cittadinanza, e la capacità di generare soddisfazione come connubio, come perfetta crasi dei precedenti 5 criteri. Ne parliamo a questo proposito con il dottor Emanuele Dal Carlo, fondatore di Fairbnb Cooperativa, che rappresenta una vera e propria innovazione nell'ospitalità. E in questo caso vorrei chiedere al dottor Dal Carlo nello specifico come si è mossa Fairbnb nei termini dello sviluppo dell'innovazione turistica, quali criteri ha messo a punto, ed in particolar modo come fa Fairbnb con il suo particolare business model a formulare le condizioni utili a generare benessere sul territorio. Grazie, dottor Dal Carlo. Grazie. Buonasera a tutti. Ok, io ho sentito citato prima la mia città, purtroppo come sempre in senso negativo, Venezia. Proprio da Venezia, ragionando su quelli che sono le sfide che un turismo poco regolato e poco attento al territorio può generare. Proprio per tentare di capire e anche rispondere con una proposta a queste sfide, qualche anno fa, nel 2015, abbiamo cominciato un percorso di analisi. Quindi
monitoraggio veramente, come citato dal protocollo LICET. E un monitoraggio che ci ha portato a decidere di proporre, di fare una proposta, secondo noi migliorativa, di quello che era il mercato delle piattaforme di prenotazione online. Una piattaforma che mettesse quindi la nostra piattaforma ideale, che rappresentasse innanzitutto i bisogni delle comunità che vengono coinvolte dal fenomeno turistico e li interpretasse e trasformasse la grande energia, le grandi risorse che il turismo può generare a vantaggio di tutto il territorio. Abbiamo scelto proprio per connotare in maniera molto forte la nostra azione di non essere la solita startup, ma di scegliere un percorso cooperativo facendo parte del grande meccanismo, del grande movimento del platform cooperativism, che genera quindi una piattaforma che viene messa quindi al servizio degli operatori, ma anche della comunità delle destinazioni. In una maniera molto semplice, di fatto la nostra piattaforma destina il 50% delle proprie commissioni, quindi quelle che paga il viaggiatore, a vantaggio di progetti di interesse sociale per la comunità dei residenti e applica in maniera maniacale le regole e le leggi del territorio, aggiungendone alcune che vengono condivise e concertate con i nostri nodi locali, che sono i nostri rappresentanti del posto, che ci insegnano come il turismo dovrebbe essere interpretato. Quindi, per esempio, in città come Venezia abbiamo messo un limite negli affitti brevi turistici che solo i proprietari di un'unica seconda casa sul mercato turistico e i residenti possono inserire la loro abitazione. Questo proprio per evitare anche quei fenomeni di estrattivismo, di speculazione che sono un po' la pietra dello scandalo del fenomeno degli affitti brevi turistici. Siamo una piattaforma che è aperta in fase in beta, quindi bisogna iscriversi in questo momento, siamo attivi in 6 città e di fatto ci rifacciamo a 3 principi che per noi sono la vera innovazione per il turismo al beneficio della comunità. La nostra formula, diciamo così. Prima di tutto la comunità è al centro, cioè non è il turismo, non è un servizio al viaggiatore, ma è una possibilità di entrare in una comunità e quindi la comunità è il bene più prezioso che va tutelata. E quindi le sue esigenze, le sue regole, i suoi modi, la sua cultura. Il turismo come una risorsa quindi per tutto il territorio che generi valore non solo per gli operatori, non solo per chi viaggia, non solo per, tra virgolette, l'indotto, ma anche per i cittadini, perché spesso quelli che non sono direttamente coinvolti nel turismo poi subiscono l'affollamento nei mezzi pubblici, il problema dei rifiuti nelle strade, piuttosto che, diciamo così... Mi perdoni, dottor Dal Carlo, mi viene proprio spontanea quindi a questo punto una ulteriore chiarificazione. Quindi come facciamo effettivamente a ragionare in termini di soddisfazione nella relazione tra cittadino e turista? In che cosa corrisponde, a che cosa corrisponde il benessere che è possibile generare per la comunità? Allora, secondo noi di Fairbnb.coop non c'è un'unica risposta, ma la risposta dipende anche dalla composizione delle destinazioni. Fare questa domanda a un posto come Jesolo, che forse conoscete, vicino a Venezia, sono solo pochi chilometri, che durante l'inverno non esiste e durante l'estate ovviamente si popola di turismo, è completamente diverso che farla a Venezia, a Urbino o a Firenze. Secondo noi l'interazione tra cittadino e turista genera soddisfazione nel momento in cui coinvolge tutti i cittadini, in senso positivo, in cui diventa un vero vantaggio per tutti. E quindi ci vuole, dal punto di vista anche dell'operatore, la saggezza e l'intelligenza di interpretare non solo i propri interessi, ma anche quelli della comunità in cui vive, perché se non ci fosse quella comunità, lui non farebbe il suo mestiere. Quindi preservare l'identità del posto, la cultura del posto, i tempi, i modi in cui la gente vive, è a tutto vantaggio, è un investimento dell'albergatore, del proprietario del ristorante, di cose. Dovrebbero essere i primi a lottare perché la destinazione di cui sono, diciamo, i rappresentanti e da cui traggono il profitto non venga snaturata. Perché non dimentichiamoci che il viaggiatore
adesso si parla di turismo, ma in verità parliamo di viaggiatore, che è un termine più bello, no? Nel senso, secondo me, il viaggio è un'altra cosa. Vogliono sperimentare un'altra vita, non la loro in un altro posto. Quindi al centro del servizio che si offre a chi viaggia ci deve essere la capacità di comunicare, e mi rifaccio all'intervento di chi mi ha preceduto, le qualità del territorio, la specificità del territorio, senza trasformarlo in una solita destinazione uguale a tutte le altre, dove si offrono le stesse tipo di menù, lo stesso cibo, le stesse amenities, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, secondo me, la soddisfazione si genera, è maggiore, tanto maggiore è l'identità e la continuità nella cultura e nell'identità di un posto. Perfetto, quindi una forte valorizzazione dell'unicità identitaria. Assolutamente. Questo diventa la motivazione della scoperta. Sì, se no sto a casa mia. Certo, assolutamente. Grazie, dottor Dal Carlo. Prego. Benissimo. Proviamo a fare ancora un passo avanti e vediamo il terzo criterio LICET declinato attraverso ben 10 sottocriteri. Qua parliamo di competitività e correttezza, vale a dire parliamo degli elementi che stanno alla base della vita imprenditoriale, del fare impresa. I 10 criteri, sono 10 sottocriteri dei quali parleremo, poi con una specificità legata soprattutto agli aspetti economico-finanziari, sono quelli della governance, dell'organizzazione, del rispetto dei requisiti di legge, del rispetto di tutto quelle che sono le pratiche e le normative relative al contenimento di rischi e al controllo delle emergenze, alla capacità di ottimizzazione di performance economica, la valorizzazione del capitale umano, la catena del valore, cioè la creazione del valore aggiunto attraverso la responsabilità di filiera, la gestione delle attrezzature in maniera responsabile e consapevole, la comunicazione trasparente e diciamo ben finalizzata, e poi ovviamente il rapporto che intercorre tra qualità e prezzo nella fornitura del servizio o del prodotto. Come anticipato, affrontiamo l'argomento sotto un'ottica, diciamo, più cogente per le aziende che stanno attraversando in questo momento l'emergenza Covid. L'approfondimento è a cura del dottor Mauro Battaglino di Fenimprese, il quale ci prenderà in considerazione alcuni elementi legati proprio al rapporto che le aziende possono instaurare con istituti di credito nella gestione della propria azienda. Buongiorno dottor Battaglino. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Allora, io sono Battaglino, sono presidente di Fenimprese di Genova e collaboro sul territorio Piemonte e Liguria con le altre province di Fenimprese. Allora, Fenimprese è un'associazione nazionale datoriale che è nata proprio per andare a promuovere sul territorio le piccole e medie imprese e a portare delle proposte per far sì che comunque la piccola e media impresa venga ascoltata sia ai vari livelli di concertazione, che possono essere dal CNEL al Comité e tutte quelle al Ministero del Lavoro. L'impresa è presente su tutto il territorio nazionale e praticamente opera con diversi professionisti sul territorio. Il mio ruolo in Fenimprese è un po' di quello di andare a curare la parte del credito alle imprese e la finanza agevolata. Perfetto. Una domanda subito di getto, dottor Battaglino. Sì. In questa situazione di emergenza Covid, ma il cambiamento mentale, l'approccio alla gestione della propria azienda è davvero essenziale, cioè diventa un elemento fondamentale senza il quale non possiamo più fare a meno, o possiamo ritornare ad essere quello che eravamo? Allora, mai come in questo momento è importante che l'imprenditore cambi proprio la propria mentalità di fare l'imprenditore e comunque di riuscire a dialogare con gli istituti finanziari come banche o che sia per loro con la mentalità veramente più imprenditoriale e parlare lo stesso linguaggio, perché oggi il problema grosso che abbiamo gli istituti finanziari, chiamiamo le banche per dare proprio un riassunto,
dove loro hanno un linguaggio prettamente valutativo su che cosa? Sull'idea di progetto e come potrebbe veramente un'azienda restituire il capitale erogato, prestato. Perché questo? Perché ricordiamo soprattutto che oggi una banca è una società, è una società per azioni e quindi cosa fa? Vende un prodotto che sono cosa? I soldi. Come noi abbiamo, tutti gli imprenditori vendono il proprio prodotto, il primo problema che si pongono è quello di dire come mi sarà pagato il mio prodotto che vendo. Quindi dietro a questa domanda non possiamo pensare più che la banca, ma io non perché voglio difendere gli istituti bancari, ma però come è il ragionamento che oggi affronta un'analisi, un piano aziendale della banca. La banca non ti viene più a dire va bene, ti do i soldi perché ti conosco, perché puoi essere sordo. La banca prima di tutto vuole capire se quel prestito che viene erogato è veramente utile all'impresa o va a creare un altro debito all'impresa. Quindi è importante che oggi l'imprenditore vada a cambiare la mentalità, vada a creare dei progetti e prima di tutto anche analizzare la propria attività per sapere quali sono le proprie aree di criticità da poter sviluppare, migliorare, ottimizzare e andare a risaltare proprio sui punti di forza per rendere credibile un progetto. Oggi si possono ottenere dei finanziamenti anche importanti, garantiti sia da Mediocredito Centrale o da Confidi e quant'altro, mirati a dare liquidità alle aziende in diverse formule. L'importante è far sì che comunque noi si offra un progetto credibile e sostenibile. Ecco, questo mi introduce ad una seconda domanda che le farei per entrare proprio nel vivo delle esigenze progettuali, vale a dire come rendiamo finanziabile un progetto presso un istituto di credito, cioè che cosa dobbiamo saper dire, come dobbiamo relazionarci. È importante ragionare nei termini di sostenibilità sociale, ambientale ed economica? Oggi, oltre che quando si presenta un progetto da finanziare, oltre che valutare la capacità dell'imprenditore a livello economico e quindi se l'azienda diciamo è sana, è importante, va valutato anche come l'azienda opera nella propria azienda come l'imprenditore, se rispetta i parametri di sicurezza, se rispetta il territorio, se tiene in considerazione tutto quello che fa parte dell'azienda, perché l'azienda non è più un soggetto legato a se stesso, ma un soggetto legato all'azienda. Quindi l'imprenditore che è capace di integrarsi sia sul territorio che a livello poi di comodità come progettualità, ecco che comunque viene preso in considerazione in maniera diversa, perché comunque è quella persona che può oggi veramente sviluppare un business rispettando tutti i criteri che sia di sicurezza che di valore e del territorio. Questo è molto importante, lo prendo in considerazione. Noi gli ultimi progetti che abbiamo presentato ci hanno proprio chiesto se l'azienda come operava, come si rapportava anche con i dipendenti e che rapporto aveva sul territorio, se rispettava il territorio. Questo ci viene chiesto perché comunque fa sì capire che l'imprenditore è un imprenditore che non guarda solo all'esigenza monetaria che è importante, ma tiene in considerazione il territorio in cui vive, come lo sviluppare, come vuole affrontare anche il commercio e come vuole rappresentarsi attraverso anche gli altri competitor. Questo è importante. Quindi è ancora più importante avere un metodo, una linea guida che ci permetta di onorare le richieste che l'istituto bancario ci pone, essere pronti a rispondere in maniera credibile e soprattutto in maniera concreta, mettendo in evidenza effettivamente i modelli di business che vogliamo applicare e soprattutto quali modelli di progettazione per il nostro business stiamo applicando. Benissimo, grazie dottor Battaglino, è stato estremamente interessante. Grazie. Passo avanti ancora ulteriore, andiamo verso il quarto criterio LICET, l'ecosostenibilità. Ecosostenibilità è ovviamente, come dice la parola stessa, sostenibilità ambientale. Anche qui numerosi, ben 10 sottocriteri, tutti rigorosamente da rispettare, nessuno escluso, ancora con maggiore intensità di quanto non si sia fatto fino ad oggi, per le criticità delle quali abbiamo parlato e di cui appunto l'emergenza Covid ci ha messo a
ci ha dato conto, diciamo, sotto diversi punti di vista. Abbiamo quindi l'ecosostenibilità declinata attraverso la capacità di acquisti ecologici, attraverso la corretta gestione dei rifiuti, l'ottimizzazione delle risorse economiche e territoriali, la capacità di contenere e di influire positivamente sull'inquinamento, l'utilizzo delle sostanze chimiche, come ragioniamo in termini di esternalità, come in pratica impattiamo sul territorio con le azioni che compiamo e con le produzioni, con i servizi che eroghiamo. I cambiamenti climatici e i trasporti, oggi che sono veramente, questo è uno degli argomenti fondamentali all'interno appunto delle dinamiche, delle criticità del Covid, la biodiversità e il benessere degli animali e poi ovviamente la gestione delle risorse intesa appunto come energia ed risorsa idrica. Andiamo ad effettuare un approfondimento in maniera particolare legato ai temi del benessere, ai temi della sanificazione, del controllo, della gestione dei rifiuti, con la dottoressa Isabella Antonioni. Isabella, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Isabella, ti chiedo di presentarti e poi ho già pronto un paio di domande per te. Bene, allora, buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione a questo webinar. Io sono una biologa, mi occupo da anni di tematiche legate alla gestione ambientale e al rischio biologico e a tutto quello che però può aiutare le aziende a trovare appunto il giusto equilibrio tra quello che è ovviamente un impianto normativo piuttosto importante e quella che poi è invece una gestione quotidiana e plurimensile, pluriannuale. Benissimo, grazie, grazie Isabella. Allora, io partirei subito con una domanda, credo che sia piuttosto impegnativa, ma so bene che tu sarai in grado di essere molto esaustiva a questo proposito. Quali sono i risvolti pratici ed operativi di una gestione Covid sostenibile da un punto di vista ambientale? Perché i problemi relativamente alla gestione dell'emergenza Covid impattano principalmente non solo sulla persona, ma proprio sull'ambiente. Quindi come facciamo a regolamentare i nostri comportamenti in maniera sostenibile in azienda? Allora Giovanna, noi arrivavamo da un periodo storico in cui i temi ambientali erano tornati un po' all'ordine del giorno dal movimento dei Fridays for Future, eccetera. Chiaramente la pandemia Covid a livello mondiale ha fatto sì che le priorità per tutti noi si orientassero su altri argomenti. Adesso che forse non possiamo definirci in una fase post-Covid, ma sicuramente ci stiamo comunque avvicinando, auspichiamo, a una sorta di normalità, anche se diversa, dobbiamo proprio capire come ci possiamo comportare per far sì che anche l'ambiente sia a sua volta salvaguardato. E da qui questi due temi che tu sollevavi. La sanificazione per quelle che sono le strutture ricettive in generale è un tema molto importante. Si deve andare a tutelare non solo i dipendenti, ma anche quelli che sono gli ospiti e non possiamo esimerci dal non applicare quelle che sono le indicazioni che arrivano dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, che comunque in qualche modo ci impongono determinati prodotti, soprattutto quando parliamo di determinate superfici, determinate attività. E a questo punto noi come possiamo fare per lavorare meglio? Possiamo comunque cercare di adottare, per esempio per la detersione, quindi per la pulizia e non per quella che è la vera e propria disinfezione, dei prodotti a marchio ambientale, quindi prodotti ecolabel, prodotti con una dichiarazione PD, che noi troviamo in tutta quella che è la filiera di acquisto. È una scelta che sicuramente si può fare e che ormai non comporta neanche un aggravio di costi. Possiamo comunque fare molta attenzione a quella che è il dosaggio dei prodotti, fare attenzione piuttosto ai tempi di contatto piuttosto che non ad andare a aumentare quelle che sono le concentrazioni, non mescolare, come dicevo prima, limitare la disinfezione a delle aree ben specifiche e anche per quello che riguarda tutti i cicli di lavaggio o aumento della temperatura, aumenti disinfettanti. Sembrano poi consigli, come dire, di casa, però alla fine poi quello che ci permetterà
nel tempo di non avere un impatto ambientale eccessivo rispetto a quello che sono comunque temi che ad oggi dobbiamo affrontare. Per quanto riguarda invece il mondo legato ai rifiuti, anche qui noi arriviamo da una forte attenzione a quella che sono i temi dell'economia circolare, anzi a breve dovrebbero essere recepite tutta una serie di direttive a livello europeo, ma ahimè il Covid ha determinato l'arrivo sul mercato di una serie di rifiuti che fino a pochi mesi fa per fortuna non avevamo. Dalle mascherine ai guanti sappiamo che tutti noi anche a livello privato abbiamo iniziato a produrne, e quindi in una struttura dove li mettiamo e cosa facciamo? Non vi nascondo che ad oggi c'è un po' di, non mi piace usare il termine confusione, ma è così, perché abbiamo delle indicazioni diversificate a seconda della zona d'Italia in cui siamo. Le regioni hanno dato determinate indicazioni, a livello centrale ne arrivano altre, quindi la buona norma potrebbe essere proprio quella di sentire quella che è l'ente che fa la raccolta differenziata locale, per vedere se è accettabile uno smaltimento nella raccolta indifferenziata. Poi volendo ci sono una serie di approfondimenti che magari daremo appunto sul sito internet. Adesso non volevo tediare tutti con un argomento così banale come i contenitori, però anche qui sarà una cosa che dovremo affrontare. Un altro buon consiglio per tutto quello che potrà essere un asporto, una modifica proprio dell'attività, quello di orientarci verso materiali biodegradabili, quindi cerchiamo il più possibile di non fare plastica. E in ogni caso ricordarci sempre che il mondo dei rifiuti è un mondo, come dicevo prima, molto normato, e bisogna fare attenzione a non cercare scorciatoie che non appartengono naturalmente a tutti i criteri che abbiamo descritto prima e che possono tra l'altro mettere anche l'imprenditore, come dire, un pochino nei pasticci. Mi viene in mente un'altra domanda subito, Isabella, proprio per legarci ai temi della gestione, dell'organizzazione aziendale in termini di ecosostenibilità. In occasione della, chiedo scusa, in occasione diciamo, delle criticità gestionali nell'ambito delle strutture ricettive che il Covid ha determinato, c'è stato, come diciamo, possiamo dire, una sorta di esplosione di protocolli, certificazioni, insomma una serie di materiali di varia natura, tutti con l'intento ovviamente di garantire che l'azienda si sta muovendo nel miglior modo possibile per contenere la diffusione della pandemia. Ma vorrei arrivare a qualcosa di un pochettino più concreto. Quali sono effettivamente le certificazioni che una struttura, pensiamo ad una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera, può davvero adottare per dimostrare le buone pratiche messe in atto? Come si deve regolare? Che tipo di scelta può essere operata? Allora, come sottolineavi tu giustamente, purtroppo c'è un po' stata la corsa alla proposta di tanti protocolli. Alcuni sono quelli ufficiali che poi saranno presentati successivamente, altri sono suggerimenti e linee guida. Già il metodo Ligit in sé suggerisce comunque tutto quello che è un controllo di una serie di indicatori, di un monitoraggio, di un'autovalutazione delle proprie prestazioni, perché non dimentichiamo che la certificazione in fondo è l'ultimo passaggio che dimostra a terzi quello che è però un buon lavoro, e quindi l'applicazione di tutto quello che è un sistema di gestione. Per rispondere in specifico alla tua domanda, mi vengono in mente due norme più di settore, che non siano le solite classiche benvenute 9001 per la qualità o 14.000 per l'ambiente o 45.001 per la sicurezza, di cui io mi occupo, che sono, come molti di voi sapranno, norme che possono però essere applicate a tutte le organizzazioni. Stanno invece nascendo delle certificazioni che, avvallate quindi da organismi terzi di certificazione, quindi con tutta l'affidabilità del caso e non si fa greenwashing, come dire, garantiscono appunto a terzi che la struttura sta applicando al meglio i protocolli di gestione
per l'emergenza Covid. Ad esempio il Biosafety Trust Certification è stato presentato poco fa da Rina ed è un protocollo proprio dedicato, applicando quelli che sono i criteri dei sistemi di gestione, quindi il ciclo di Deming, pianifica, fai, controlla e migliora, a quelle che sono proprio le tematiche del rischio biologico. E un altro che di nuovo è specifico del settore, la ISO 20121 sugli eventi sostenibili, è proprio un po' un modo per le strutture per differenziarsi, quindi lavorare bene, ma anche riuscire a dimostrare agli altri la bontà di questo lavoro. Perfetto, grazie. Grazie Isabella, molto esaustivo. Possiamo andare all'ultimo criterio, andiamo al criterio legato alla lettera T di licet, la tutela delle persone. E qui entriamo veramente in uno degli argomenti, come abbiamo già detto prima, sicuramente caldi. Abbiamo addirittura 7 sottocriteri che alimentano appunto il criterio tutela delle persone. In questo caso diciamo che i 7 sottocriteri prendono in considerazione non soltanto l'attività svolta a livello produttivo e l'impatto che questa ha nei confronti dell'ambiente esterno. Qui si ragiona nei termini di tutelare il benessere dei lavoratori, tutelare il benessere del cliente, quindi essere consapevoli delle operazioni che si mettono in atto, dei criteri che si mettono in atto per garantire la migliore soddisfazione, soprattutto il migliore ambiente di lavoro e il migliore prodotto, il migliore servizio all'utente finale. Quindi commercio e contratti ecosolidali, grande attenzione anche qui alla solidarietà, al lavoro di rete, al lavoro di filiera, la salute e la sicurezza sul lavoro, che genera a sua volta la condizione essenziale per ragionare in termini di benessere dei lavoratori, salute, sicurezza e benessere dei consumatori. Ecco appunto la doppia versione quando parliamo appunto del criterio tutela delle persone, sia rivolto ai lavoratori che al benessere dei consumatori. Evitare la discriminazione e ovviamente questo vale sia sul posto di lavoro che fuori dal posto di lavoro. Sul posto di lavoro addirittura in anni recenti si sono applicate normative che prendono in considerazione quello che viene chiamato il management della diversità, la gestione dei bisogni speciali e poi ancora l'educazione e la formazione in itinere, la formazione costante. Ne approfondiamo l'argomento con il dottor Riccardo Arrabito di Fenimprese. Buongiorno Riccardo. Buon pomeriggio a tutti. Buongiorno, ti invito a presentarti, sì. E anche per te sono pronta con qualche domanda. Grazie. Allora, buon pomeriggio, io sono Riccardo Arrabito, presidente di Fenimprese Torino. Come avete già sentito dal presidente Mauro Battaglino di Genova, Fenimprese è una federazione che tutela gli interessi degli imprenditori italiani, avendo sedi su tutto il territorio nazionale. In questo percorso ci proponiamo in collaborazione con gli altri, fornendo un supporto alle imprese per poter ripartire senza dover sostenere costi aggiuntivi e cercando anche di ottenere dei vantaggi con l'adozione del metodo licet. Come professionista invece sono un architetto, un RSPP, un responsabile servizio prevenzione e protezione e mi occupo di consulenza aziendale in materia di tutela e salute nei luoghi di lavoro. Ottimo, e noi andiamo proprio su questo argomento subito. Sì. Riccardo, quindi raccontami velocemente, racconta a tutti noi velocemente come si concretizza la sicurezza in una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera ai tempi del Covid-19. Che cosa bisogna saper fare, cosa è necessario applicare? Illuminaci su questo aspetto. Sì. Diciamo intanto che la crisi del Covid-19 ha generato una maggiore sensibilità verso gli argomenti che riguardano la salute e la tutela delle persone. Innanzitutto la sicurezza nelle strutture ricettive si concretizza tenendo ben presente che bisogna applicare già quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il decreto legislativo 8108.
E bisognerà anche tenere ben presente un principio fondamentale, che è quello di tutelare se stessi, ma soprattutto gli altri. Quindi la tutela dell'ospite è fondamentale, ma anche la tutela del lavoratore. Gli imprenditori dovranno quindi sicuramente occuparsi della tutela dell'ospite, applicando degli accorgimenti organizzativi nella propria struttura, con l'attuazione dei protocolli previsti, che poco comunque si discostano da quanto già contenuto nel testo unico sulla sicurezza. Servirà dunque comunicare all'ospite i comportamenti da assumere all'interno della struttura, con un'informativa per esempio da dare in fase di prenotazione o con l'utilizzo di apposita segnaletica, seguendo quindi comunque le regole e dei criteri di scelta per la collocazione dei segnali, evitando di generare situazioni di confusione, quindi fornendo messaggi contraddittori. Si dovrà comunque riuscire ad abbattere anche quelle che sono, attraverso la segnaletica, le barriere linguistiche. Nelle strutture ci sarà dunque un cambiamento anche a livello di procedure, di regole e organizzazione, e da dover trasmettere ai propri dipendenti attraverso dei piani formativi, quindi dei piani di informazione e formazione. Ecco, proprio su questo aspetto poi sì. Riccardo, vorrei che tu mi facessi un approfondimento. Che cosa deve saper fare il personale in struttura? Cosa ci si aspetta? Quale tipo di know-how deve avere il personale, lo staff, nel saper contenere eventuali casi di sospetto Covid? Sì, sicuramente intanto l'imprenditore deve trasferire tutte queste nozioni attraverso la fase formativa e informativa al proprio lavoratore, quindi fornendo una corretta formazione al personale. I lavoratori dovranno essere dei soggetti responsabili sia nel corretto utilizzo dei DP e quindi anche responsabili anche nella formazione che hanno ricevuto. Dovranno poi anche, dove possibile, trasmettere queste procedure nella struttura dove operano agli ospiti che sono arrivati all'interno della struttura. Quindi vediamo che ci saranno delle procedure nella fase di ricevimento degli ospiti che possono andare dalla misurazione della temperatura, che non è obbligatoria, nella gestione dei pagamenti, quindi della cassa, si possono utilizzare delle soluzioni diverse come quelle con il pagamento attraverso il cellulare. E comunque, essendo una parte attiva, il lavoratore dovrà mantenere attive le condizioni di sicurezza all'interno della struttura stessa. Perfetto, ottimo. Benissimo, grazie Riccardo, direi che sei stato più che esaustivo. Io so di avere qua con noi però ancora due personaggi di grandissimo rilievo, con i quali vorrei poter condividere alcune, un piccolo segnale legato a quella che è l'importanza data sia al territorio sia ad una corretta gestione delle strutture ricettive. E mi rivolgo in maniera particolare ai nostri ospiti. Volevo salutare ed accogliere il dottor Roberto Cerrato. Buongiorno Roberto. Buongiorno Giovanna, buongiorno a tutti voi e a coloro che sono collegati. Buongiorno. Roberto, ti abbiamo coinvolto perché sappiamo che tu, come diciamo molti di coloro che credono fermamente nei valori di cui si fa portavoce in territorio, che soprattutto diciamo si identifica in un patrimonio UNESCO, quale i paesaggi vitivinicoli di Langhe, Monferrato e Roero, hanno diciamo una responsabilità grande, che è quella di raccontare il territorio, di farlo conoscere, di farne conoscere l'identità. Quindi mi verrebbe da chiederti questo, Roberto, ma durante questa emergenza Covid-19, come vi state organizzando come associazione, ma soprattutto come portavoce di un valore tangibile UNESCO? Come state interagendo con i territori affinché non venga a perdersi l'attenzione data nei confronti dei territori UNESCO? Beh, grazie per questa domanda e saluto tutti i relatori. Molto opportunamente questa riflessione ce la siamo posta subito dopo questo momento
pazzesco che a fine febbraio ci ha colto un po' tutti, poi il lockdown dall'8 di marzo che si è protratto fino a pochi giorni fa. Al di là di questo non ci siamo fermati un giorno e soprattutto stavamo lavorando come ente di gestione del sito UNESCO, perché noi abbiamo la responsabilità della gestione diretta di oltre 100 comuni. Quindi 100 comuni inseriti sia nella core o nella buffer zone, quindi nella zona d'eccellenza e nella zona tampone delle 3 province di Asti, Cuneo ed Alessandria. Il nostro laboratorio a cielo aperto ha comunque dato risposte molto importanti, perché nel 2017-2018 avevamo vinto un grosso bando dal Ministero dei Beni Culturali. Noi siamo collegati alle istituzioni nazionali e internazionali, quindi noi siamo diretta emanazione del Ministero dei Beni Culturali e abbiamo vinto il bando Memorie e Tradizione del Vigneto. Cosa vuol dire? Vuol dire raccogliere, è come seminare per poi raccogliere tutto quello che è stato, quello che è e quello che sarà, quell'identità da trasportare alle generazioni future. Per arrivare ad avere un'economia solida e soprattutto ripartire dando garanzia a questo territorio in mezzo a tutte quelle tematiche di cui vi ascoltavo con molta attenzione, quindi oggi abbiamo più tematiche da porre attenzione, perché ci vanno le igienizzazioni dei locali, però la narrazione sarà fondamentale per poter riportare sul nostro territorio quegli ospiti, e l'ho sentito dal relatore, da Arrabito, che ha detto gli ospiti sul nostro territorio, perché non sono turisti, sono ospiti. Noi dobbiamo continuare a fidelizzare queste persone che da tutte le parti del mondo, ma soprattutto abbiamo da porre un'attenzione per i primi periodi del dopo Covid a quelle che vengono da più vicino. Cioè gli italiani, quest'anno dovremmo rivolgersi in particolare agli italiani. Non siamo noi l'ente del turismo, ma grazie agli strumenti che abbiamo messo in campo e sul nostro sito ufficiale si possono trovare tutti sulle piattaforme per poter capire di cosa sto parlando, abbiamo realizzato un docufilm molto importante che a oggi, dal titolo Vite, da oggi ha oltre 230.000 visualizzazioni ed è stato già passato in alcune televisioni italiane insieme a tutti gli strumenti che Rai Storia periodicamente manda dei siti UNESCO. La nostra facilità è quella che comunque, essendo il nostro territorio patrimonio dell'umanità UNESCO, sito seriale, ha questa facilità comunque ad arrivare al grande pubblico. Quello che però dobbiamo sempre metterci in testa che nulla è scontato e quindi abbiamo cercato di creare, di recuperare tutta una rete. Con i comuni ci siamo ascoltati, ci siamo sentiti in queste settimane sempre, abbiamo cercato di fare una comunicazione diversa. Ora non ci sono manifestazioni, ma abbiamo cercato di essere i portavoci di queste amministrazioni. Loro avevano altre cose a cui pensare, specie nella parte alessandrina, specie nella parte, perché la parte alessandrina è stata più colpita, però tutto il Piemonte è stato colpito. Ebbene, siamo riusciti a portare lo stesso il nostro modo di essere a livello nazionale, a livello internazionale. All'UNESCO siamo riusciti a portare tutta la nostra documentazione filmata e i video stanno girando in tutto il mondo. Magari a voi non è molto così, non avete avuto occasione di vedere queste cose, ma per tutti quelli che sono i tecnici che lavorano intorno al turismo, alla parte culturale, eccetera, siamo riusciti davvero a tenere la bandiera alta. Non è stato difficile perché il nostro territorio ha una bellezza incomparabile. Soprattutto però adesso non bisogna avere la sfiducia in ciò che noi possiamo mettere in campo. Quindi tutto ciò che avete discusso prima, e io vi faccio i complimenti su questo, servirà molto per dar la carica a quelle persone che gestiscono i locali, che gestiscono i ristoranti, che gestiscono, a ripartire e a narrare questo territorio accogliendo le persone davvero come fosse una famiglia unica. Solo questo potrà portare a fare la differenza rispetto ad altre situazioni. Noi ce la mettiamo tutta, abbiamo tanti progetti e poi magari nelle prossime domande che mi farai o quello che, se avremo ancora tempo a discuterne, vorrei parlare anche appunto di cambiamenti climatici, perché sono un po' all'ordine del giorno. Abbiamo vinto anche questo bando importante sempre al Ministero e il prossimo anno dedicheremo tutto il nostro lavoro sui cambiamenti climatici, posizionando nelle varie colline del sito UNESCO dei rilevatori che possano essere davvero importanti per vedere e capire le trasformazioni del nostro territorio. E quindi non siamo fermi assolutamente, anzi abbiamo aumentato la nostra
bocca di fuoco, come si dice in guerra, perché essendo partecipi di una guerra in un certo senso non possiamo rimanere indietro, e quindi noi siamo ben coscienti di fare anche rete con altri siti UNESCO. Se poi avrò l'opportunità ne parlerò, perché vorremmo creare delle reti di collaborazione con alcuni siti UNESCO molto belli italiani, per poterci presentare al mondo ancora più forti. Ti faccio questa domanda, Roberto. Hai sottolineato, ovviamente, ed è particolarmente evidente, che la vostra associazione si sta dando molto da fare sotto l'egida UNESCO al fine appunto di mantenere viva l'attenzione sui vostri territori. Mi viene da pensare, consideriamo che UNESCO agisce sia per la tutela del patrimonio materiale che per la tutela del patrimonio immateriale. Sì. Voi vedete eventualmente anche possibilità di interazione con il patrimonio immateriale italiano, quale potrebbe essere appunto quello di quale abbiamo parlato, per ipotesi appunto la dieta mediterranea? Assolutamente sì. Ok, dimmi tu pure. No, sulla dieta mediterranea è già un ragionamento che stiamo portando avanti. Noi stiamo lavorando col Ministero delle Politiche Agricole e col Ministero dell'Ambiente, in particolare col dottor Pierluigi Petrillo, mio carissimo amico, che è il capo gabinetto del Ministro, che è stato quello che ha portato, diciamo, all'iscrizione della dieta mediterranea alcuni anni fa. La dieta mediterranea, insieme ai paesaggi vitivinicoli, insieme alle Cinque Terre, insieme a tutte quelle situazioni di siti seriali italiani che portano in alto l'enogastronomia, come anche la Val d'Orcia, eccetera, come il Prosecco, ultimo arrivato, eccetera, saranno sicuramente un elemento importantissimo in questa promozione dell'intero paese. Cioè noi non possiamo pensare di essere un pezzetto di un qualcosa, è l'Italia che deve muoversi assolutamente più insieme possibile per recuperare quel posto che ha nel mondo, e non solo il maggior numero di beni materiali e immateriali e di siti UNESCO insieme alla Cina. Vi ricordate che il 23 maggio del 2019 abbiamo siglato come primo sito al mondo con la Cina questo gemellaggio tra i paesaggi vitivinicoli di Langhe Monferrato e i paesaggi del riso di Ongheani. Io sono il coordinatore nazionale per il Ministero, insieme a Francesco Rutelli, che è il presidente, dei rapporti Italia-Cina. Purtroppo questa pandemia, ero a Wuhan il 14 di dicembre, quando era già scatenato tutto, ma non lo sapevamo. Pertanto ho vissuto anche un periodo di difficoltà di quel paese, che poi si è tramutato veramente in una tragedia per tutto il mondo. Sicuramente recupereremo l'anno dei rapporti Italia-Cina, che non è stato possibile portare a termine, quest'anno praticamente saltato, vedremo per il prossimo anno, ma essere patrimonio dell'umanità è un grande vantaggio. Non dobbiamo tenere, è proprio in questi momenti che si vede un territorio se è importante, e lo si vede nelle persone che attuano queste buone pratiche. Oggi insieme a noi ci sono tutte persone che comunque vogliono andare nella stessa direzione, migliorarsi e migliorare, ed offrire sempre quella qualità che è l'obbligo per poter crescere in un sito UNESCO come il nostro. Il nostro è un po' un laboratorio tutto l'anno, non possiamo pensare di avere alcune attività che fanno diciamo, da promoter nel mondo e altre che sono indietro. Noi dobbiamo essere eccellenza sempre, e quindi bisogna creare questa collaborazione tra Langhe, e Monferrato tutto. Lo sapete, lo sai benissimo Giovanna, che sono anni che lavoriamo e vogliamo lavorare con la parte alessandrina, che finalmente oggi ha capito cosa vuol dire avere un riconoscimento come questo. Ricordate bene che la zona degli Infernot aveva dei gap molto difficili di interazione con gli altri territori. L'Astigiano non era coordinato col turismo della zona delle Langhe, oggi è un turismo unico. Arriveremo, credo, entro la fine dell'anno ad avere un allargamento dell'ente turismo anche nell'Alessandrino. Allora, cosa vuol dire? Che insieme si vince la partita e la battaglia. Da soli si va solo si fa solo una parte del percorso, e quindi credo che questi momenti come oggi, che danno la consapevolezza che dobbiamo ripartire, ma ripartire, forse questo è il modo anche per ripartire meglio. 6 anni fa ci siamo trovati in sito UNESCO, alcuni erano già pronti, alcuni non erano pronti. Oggi con queste riunioni anche web possiamo davvero ragionare per ripartire tutti insieme, e credo che dalle cose più tragiche poi nascano delle belle opportunità, ne sono convinto.
Assolutamente, assolutamente Roberto, come abbiamo già titolato il nostro laboratorio, noi vogliamo parlare di ripresa sostenibile, vale a dire rimetterci in cammino per lasciarci alle spalle l'emergenza, ma trarre dall'emergenza gli insegnamenti, le strategie, gli strumenti utili per guardare avanti. Grazie mille veramente Roberto per il tuo intervento. Dai territori farei un passo ulteriore per andare verso invece le strutture ricettive. In questo caso vado a prendere in considerazione l'intervento di Claudio Sormani, titolare dell'Hotel Locanda dell'Arte, una struttura molto particolare nel territorio monferrino, che ha però una peculiarità di grande rilievo per noi. Il successo della Locanda dell'Arte è dovuto in ampia misura proprio dall'adozione del metodo LICET. Da subito, dalla sua apertura, dal momento in cui apri le porte ai suoi ospiti, Claudio Sormani e la sua famiglia racconta il territorio, racconta la sua esperienza imprenditoriale attraverso il metodo LICET. Quindi buongiorno Claudio, ben arrivato. Buongiorno Giovanna, grazie. Buongiorno. Ho per te appunto un paio di domande molto, molto veloci. Siamo quasi in chiusura, poi abbiamo un po' di domande che ci attendono e sicuramente riusciremo a dare corso anche a queste. Senti Claudio, ti chiedo, ma l'aver adottato il metodo LICET fin dall'inizio, fin dall'apertura della vostra struttura, ecco, che cosa ha rappresentato per la vostra azienda? Cioè, la vostra azienda che cosa ha trovato in LICET come valore aggiunto che altrimenti non avrebbe trovato? Ecco sì, diciamo che il metodo LICET l'abbiamo scoperto appena dopo l'apertura, quindi ci siamo trovati così a sposarlo involontariamente, ma trovando un forte riscontro e corrispondenza nei criteri che l'ICET propone, con la filosofia che avevamo adottato nel recuperare questa vecchia struttura e farla vivere e interagire con il territorio. Quindi, innanzitutto è stato un ottimo riconoscimento del lavoro che era stato fatto e della filosofia che c'era alla base del progetto. E successivamente un criterio di codifica e misurazione degli sforzi profusi e anche un modello a cui attenersi da seguire per migliorare, perché chiaramente ecco, il punteggio era buono, ma si può migliorare sempre. Certo, magari se ci dai un paio di informazioni su che cos'è la Locanda dell'Arte, in modo che anche chi ci ascolta abbia meglio presente di qual è la realtà nella quale voi operate. Allora, la realtà è un micropaese del Monferrato Casalese che al suo interno aveva un antico asilo abbandonato da decenni, adiacente la casa che la mia famiglia frequentava da molto tempo come seconda casa e luogo di villeggiatura. Quindi a monte c'è stato l'innamoramento del luogo vissuto da forestieri e nel riconoscerlo talmente valido e con una storia così profonda da volerlo proporre in maniera più estesa e quindi ospitando e facendo conoscere il luogo a molte persone, perché ci si è sempre accorti che della sorpresa e dello stupore di molte persone che arrivavano e stupite dalla bellezza di un luogo così vicino e sconosciuto al luogo di partenza, che potesse essere Milano, Torino. Quindi il turismo di prossimità vi ha premiato, diciamo. Sì, e poi c'è anche il turismo un po' meno di prossimità, che quest'anno non ci sarà, o ci sarà in forma molto ridotta, che però apprezza da anni le nostre colline. Bene. Senti, ma so che tu racconti LICET ai tuoi ospiti, cioè che cosa racconti ai tuoi ospiti per farli innamorare del territorio? Come glielo racconti? In che cosa sta la capacità di innamoramento
e in maniera particolare come trasferisci questa tua narrazione seguendo un po' i criteri del metodo Licet? Di base il nostro cliente, anzi il nostro ospite, è già di solito una persona abbastanza sensibile, perché già dalla scelta della meta o del meta intendo come territorio o come tipologia di forma ricettiva, ha già in sé una certa sensibilità a questi temi. Dopodiché Licet nello specifico magari non è conosciuto, però c'è un bel grafico esposto in reception e alcuni dei nostri ospiti sono incuriositi da questo punteggio che vedono, ed è un'occasione per iniziare a raccontare uno spunto per parlare di cosa c'era prima. Il tema che incuriosisce di solito di più è il passato, cosa c'era prima di questa struttura. Quindi si racconta dell'asilo, delle suore, dei bambini, e quindi questo ispira molto, no? Si dice all'ospite: tu stai dormendo in quella che era una camera, un'aula dell'asilo, oppure in questa camera c'era il negozio di alimentari con i salami appesi. Ha avuto varie funzioni l'edificio. E così una soddisfazione di aver fatto rivivere un luogo che era molto conosciuto e amato dai residenti come luogo storico della propria infanzia, e anziché farlo crollare gli si è data una nuova vita. Quindi avete lavorato con la pubblica amministrazione in maniera molto stretta affinché appunto questo locale non venisse completamente perduto e anzi rinascesse a nuova vita? Sì, innanzitutto a partire il comune era il proprietario dei muri, è stata fatta un'importante opera di ristrutturazione e ricostruzione di alcune parti. E chiaramente si collabora molto perché i benefici ne possono arrivare per tutti. Perfetto. Bene, grazie Claudio, grazie davvero per il tuo intervento. Grazie a te. Bene, noi abbiamo terminato il nostro webinar, i contenuti del nostro webinar. Vedo alcune domande in attesa di essere prese in considerazione. E direi che possiamo iniziare a vedere se ci sono delle risposte. Sì, Giovanni. E lasciamo la parola a Enza, che ha raccolto le domande per tutto il programma e appunto sintetizzate se vuoi esporle o direttamente all'interessato, al relatore, o magari aperte a più relatori. Grazie. Sì, grazie. Sono molto interessanti le domande che sono arrivate. Noi le abbiamo sintetizzate e direi che è stato interessante l'aspetto, diciamo, ambientale, anche se chi ci ha ascoltato ha subito lanciato un po' una visione anche più ampia dell'ambiente. Quindi una domanda è stata: molti host si lamentano che i prodotti ecosostenibili spesso non sono sostenibili economicamente. Quindi nella domanda c'è già una parte ambientale e una parte economica, quindi la E e la C dei nostri relatori. Infatti dicevamo: ma a chi la facciamo questa domanda? Quindi la domanda prosegue: perché, come fare ad ovviare il problema, come sensibilizzare gli ospiti a preferire le scelte sostenibili dell'host? Io, come hanno detto, Giorgio Borgettino mi ha presentato, sono la responsabile del comitato tecnico scientifico e quindi comincerei un attimino a dare due nozioni, però poi le farei anche, se Giovanna mi permetti, a te, ma anche alla parte appunto ai relatori. La mia risposta alla domanda è questa: Licet prevede proprio una visione olistica. I 5 valori L, I, C e T in realtà sono in equilibrio tra di loro.
Come diceva la locanda dell'arte, c'è una fotografia che è all'inizio visibile, e di questa fotografia ci sono 5 livelli. Il fatto che per rispondere alla domanda, la domanda era: molti osi si lamentano che i prodotti ecosostenibili spesso non lo sono economicamente. In realtà con il metodo si vede proprio i 2 livelli: se c'è l'ambiente, ma ci deve essere anche la competitività, ed è soltanto grazie all'equilibrio che si ha la sostenibilità. L'altra domanda ancora è sempre sull'ambiente: quali possono essere gli impatti ambientali generati da attività di ricezione e come possono essere ridotti o gestiti? Si possono comunicare verso l'esterno eventuali miglioramenti dei propri impatti ambientali? Bene, l'etichetta, questa che indice si chiama Smart Label, è proprio stata fatta per una comunicazione trasparente. Direi che forse qui la risposta potrebbe arrivare da Isabella Antonioni, che occupandosi di ambiente, poi la ripeto, la domanda è: quali possono essere gli impatti ambientali generati da attività di ricezione e come possono essere ridotti o gestiti? Sì, direi che possiamo ricondurli a 2 macro categorie, una che è legata all'efficienza della struttura. Tutti voi sapete quelli che sono stati i percorsi, i suggerimenti che sono stati introdotti anche per creare un'incentivazione appunto nella ristrutturazione e nel miglioramento di tutto quello che è il comparto energetico, e anche in questo senso esistono tanti modi per comunicare senza fare greenwashing, ma per esempio riconducendo quella che è l'ottimizzazione dei consumi a una riduzione della carbon footprint, e questo può essere sicuramente un modo. L'altra grande categoria è quella invece legata all'erogazione del servizio e si ricollega anche a quello che Enza diceva prima, quindi riuscire a far apprezzare, a capire anche il valore di determinate scelte che in alcuni casi possono anche comportare un maggiore sforzo economico, deve poi trovare un'adeguata capacità di farli apprezzare appunto dai nostri ospiti. Mi viene in mente anche il ciclo dell'acqua, quindi tutta quella che è l'attenzione al risparmio idrico. Quindi direi che da questo punto di vista le strutture ricettive hanno tante opportunità di comunicazione, poi ciascuna, a seconda di quella che è proprio la propria leggenda personale e la propria storia, come sentivamo prima, può trovare anche quelli che sono, come dire, gli impatti più significativi per la propria realtà, ecco. Grazie Isabella. Allora, l'altra domanda invece riguarda le strutture ricettive e direi proprio la sicurezza. La domanda è: le strutture ricettive possono avere attrezzature, esempio piastre polivalenti, aree attrezzate con griglie, che erano fruibili dagli ospiti in libertà, e come si può mettere a disposizione questa attrezzatura adesso in questo periodo di Covid? Si può fare o devono essere chiuse? E quindi prosegue dicendo: stiamo parlando di strutture ricettive in plein air. La risposta in realtà inizio e poi vorrei anche proprio sentire i relatori, perché qui i relatori devo dire che le domande sono molto, diciamo, con un'impronta tecnica, perché sia Isabella che Riccardo hanno dato degli spunti a proposito. Sicuramente qui però ci sta alla base una collaborazione pubblico-privato, perché la parte, diciamo, dei comuni e con le regole a livello nazionale, ma poi anche a livello locale, sulla parte di sanificazione con i protocolli già esistenti, hanno già dato delle risposte in tal senso, e quindi il fatto di sicuramente è importante sentire appunto e aggiornarsi, tenersi aggiornati su quelli che sono i regolamenti. Io però appunto a questo punto chiederei un aiuto agli esperti. Sì, Isabella, in realtà appunto anche Riccardo hanno dato delle informazioni in tal senso. Sì, diciamo do la parola a Riccardo, visto che Isabella ha già risposto prima. Sì, diciamo che i protocolli comunque sono chiari anche per quanto riguarda l'utilizzo delle attrezzature. Bisogna a livello di sicurezza comunque sicuramente organizzarsi con una regolare e frequente pulizia, diciamo, delle attrezzature stesse, assicurata comunque a fine utilizzo. Le attrezzature vanno sempre disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo familiare.
Quindi bisogna anche poi, come dicevi tu Enza, l'importanza della formazione è fondamentale anche rivolta alla responsabilizzazione dell'ospite. In questo caso si potrebbe anche prevedere una figura all'interno dell'azienda che va a responsabilizzare lo stesso nell'utilizzo delle attrezzature. E poi con una corretta riorganizzazione degli spazi per consentire un accesso ordinato alle attrezzature stesse. Bene, grazie. Bene, l'altra domanda, devo ringraziare Mariangela Petruzzelli, che è la presidente dell'associazione Miss Chef, perché pone una importante domanda in realtà su una riflessione, e qui probabilmente conoscendo tutti gli esperti io la indirizzerei in realtà proprio a Giovanna. La domanda è: cosa ne pensate dell'impresa al femminile nel food and beverage e turismo e dell'enogastronomia delle donne per la ripresa del post-Covid? Bene, grazie Mariangela per questa bellissima domanda nella quale mi identifico completamente. Io credo che nell'ambito di quella che è la rinascita post-Covid sicuramente viene data grande rilevanza alla figura femminile, proprio perché deve essere data rilevanza alla figura femminile, soprattutto nel campo dell'enogastronomia, nell'ambito della trasmissione della tradizione, perché fondamentalmente la figura femminile è colei che porta spesso con sé, molto frequentemente con sé, i connotati vitali del legame identitario con il territorio. E questo appartiene assolutamente alla nostra cultura, della quale appunto si diceva durante il webinar, grande rilevanza data anche alla figura femminile, per esempio nel protocollo UNESCO che definisce la dieta mediterranea. La donna viene vista in questo senso come veramente la portavoce della vita, della rinascita, e che quindi ha nell'ambito appunto di questa fase, nello specifico legata a profonde criticità, una funzione sicuramente notevole, proprio perché è la portavoce dell'innovazione, della prosecuzione della vita, diciamo anche della scoperta, dell'innovazione, della capacità di rimettersi in gioco secondo appunto criteri nuovi, criteri innovativi. E come tu giustamente dici Mariangela, questo è particolarmente rilevante in quelle che sono le attività che hanno visto la donna spesso protagonista, che è appunto il food, la preparazione del cibo, la preparazione delle risorse essenziali per mandare avanti la famiglia, e che oggi ha senza dubbio ancora un'ulteriore valenza di crescita, senza dubbio. Ti dico, noi abbiamo avuto anche con l'associazione Aregaia modo di confrontarci con realtà simili a quelle delle quali tu mi parli negli Stati Uniti, e devo dire che in effetti la forza che viene data alla figura femminile, alle aziende che vengono gestite da figure femminili, da donne nell'ambito della ristorazione, hanno diciamo una piccola marcia in più, e viene assolutamente riconosciuta. Quindi assolutamente sì, il ruolo delle donne è fondamentale, soprattutto per il legame con la nostra cultura e con la nostra identità territoriale. Bene, grazie Giovanna. E devo dire che le domande sono state mi hanno veramente stupito, perché un'altra domanda è sulla formazione. La fa Giuliana Boschi, che conosciamo, grazie Giuliana, che è professoressa all'Istituto Comprensivo di Casale. E la domanda è ritenete che la formazione degli studenti, corso turismo, debba il prossimo anno includere la prevenzione e la sicurezza per il Covid? Qui io comincio come al solito a rispondere, e poi però passerei la parola ai due dei relatori, perché una risposta sta poi a Fenimprese, che ha tra l'altro, per quanto riguarda i finanziamenti, trovato un'opportunità in realtà per le aziende, però poi lo dirà. E l'altro relatore che penso di coinvolgere è Emanuele Plata. Ora, allora, ripeto la domanda: ritenete che la formazione degli studenti corso turismo debba il prossimo anno includere la prevenzione e la sicurezza del Covid? Io rispondo sì, sicuro. Devo però anche rispondere che, giusta la parola prevenzione, la parola sicurezza è un po' limitata,
perché i nostri ragazzi, i ragazzi del turismo, dovrebbero riuscire a conoscere e a prevenire e a gestire almeno questi 5 valori, perché come dicevo prima è soltanto l'equilibrio dei valori che appunto permette sicuramente fondamentale la sicurezza, ma il benessere delle persone come ospiti, come cittadini e come turisti. Passerei un attimo prima la parola ad Emanuele Plata, perché con il premio nazionale Vezzo proprio quest'anno volevamo dare un premio agli istituti comprensivi, agli istituti turistici e alberghieri che nel proprio piano di formazione triennale prevedevano proprio questo approccio, vero Emanuele? Sì, è assolutamente coerente con il pensiero che abbiamo maturato prima che venisse avanti questa drammatica situazione della Covid, e questo quindi la dice lunga, perché quello che dicevi tu è che l'attenzione formativa e poi quindi la pratica quotidiana in ogni funzione di attività, e a maggior ragione per chi si occupa di ospitalità e di alimentazione, deve essere in grado di considerare il benessere dei propri interlocutori, dei propri ospiti, dei propri consumatori, dei propri concittadini. Quindi il fatto che noi ci si sia impegnati con la terza edizione del premio Vezzo a verificare quale piano formativo delle scuole professionali di questo tipo avesse inserito con attenzione la formazione dei giovani su questa strada che guarda in considerazione appunto la tutela delle persone, che guarda la sicurezza, che guarda la correttezza delle proprie filiere selezionate nell'alimentazione, che guarda in generale l'attenzione al servizio, è fondamentale. Torna anche molto comodo quello che presenteremo giusto appunto tra pochi giorni, il 29 maggio, con i risultati della precedente edizione del premio Vezzo, cioè quella che abbiamo svolto su Agrigento, per capire i rapporti tra l'alimentazione e il benessere e la soddisfazione della vita, dove dall'indagine è risultato palesemente che i cittadini chiedono alla ristorazione che, accanto alla qualità intrinseca di fare bene la propria ricettazione, di preparare bene i piatti, di offrire delle cose gustose, eccetera, occorre l'attenzione e l'ascolto dei loro clienti, metterli in condizione di essere veramente, che si considerino e si riconoscono nelle priorità del ristoratore di cui sono ospiti, da cui hanno scelto di andare, e che non si dimentichi che sempre dall'indagine viene fuori che la soddisfazione della vita è più forte in coloro che hanno effettivamente soddisfazione nelle proprie scelte alimentari, e cioè che vanno al di là della pura scelta funzionale di risparmio, di comodità, di velocità nella propria alimentazione. E qui torna anche il discorso del prezzo più alto. Nessuno deve fare prezzi più alti perché si mette a fare un lavoro ben fatto. Deve fare un lavoro ben fatto e riconosciuto in funzione di questi valori, attraverso il vantaggio della ripetitività dei propri clienti, consumatori e utenti. Bene, grazie Emanuele. La domanda sulla formazione, come dicevo, la volevo porre anche a Riccardo di Fenimprese, perché appunto Giuliana Boschi ha proprio evidenziato corso turismo, formazione degli studenti, e questi studenti dovranno appunto andare a lavorare, quindi prepararsi a lavorare nelle imprese, dove nelle imprese effettivamente abbiamo pensato di fare proprio formazione, vero Riccardo? Sì, diciamo anche come Fenimprese ci stiamo un po' proponendo di essere proprio a servizio delle imprese per sfruttare quegli strumenti utili a poter garantire all'imprenditore l'accesso a questi finanziamenti, a questi corsi finanziati per la formazione. Attraverso Aregai e l'adozione del metodo Licet vogliamo anche poi permettere alle aziende di partecipare alla riduzione del tasso sul premio INAIL, quindi all'823, la riduzione di questo metodo.
e quindi di essere un pochino più vicini alle imprese. La risposta a questa domanda, visto che dobbiamo sicuramente convivere col virus per un periodo, per un po' di tempo, sì, la formazione è fondamentale nel sistema di prevenzione di un'azienda e quindi va fatta sicuramente. Gli studenti vanno formati e adesso non so se è applicabile poi a livello scolastico la possibilità di poter finanziare questa tipologia di formazione. Bene, grazie Riccardo. Adesso passo ancora la parola a Giovanna, anche perché insieme vogliamo riavervi il prossimo sabato, quando parleremo di ristorazione, per arrivare poi al 6 giugno. Al 6 giugno sarà proprio una vera e propria progettazione partecipata, dove vi coinvolgeremo con le vostre idee, domande, proposte, proprio anche riagganciandomi alla parte della formazione, anche a delle proposte di competenze, quelle che pensate siano essenziali per ripartire. Giusto, Giovanna? Assolutamente sì, andremo a, diciamo, smuovere un po' le menti delle persone che ci stanno ascoltando, vale a dire andremo a sottolineare l'importanza che ha il mettersi in gioco. Creeremo proprio delle room, faremo proprio dei piccoli gruppi di lavoro nella quale cercheremo di stimolare la creatività di ognuno per mettere in luce anche le difficoltà, eventualmente le esigenze, le richieste che possono nascere in merito ad una progettazione che vada nella direzione di risolvere situazioni cogenti oppure progettualità future. Siamo aperti assolutamente ad una collaborazione che veda porre in luce, il mettere in luce come attraverso il metodo LICET in effetti si possono raggiungere obiettivi condivisibili, come si possa anche interagire con persone magari che non si conoscono, ma che rappresentano una risorsa enorme dalla quale poter attingere per poter raggiungere obiettivi talvolta appunto, come ho già detto, condivisi, ma molto frequentemente di arricchimento anche personale. Quindi sicuramente ENSA il 30 maggio vuole essere ancora un momento di riflessione, un momento soprattutto di acquisizione di contenuti, di strategie, di strumenti. In questo caso sarà legato alla ristorazione. Avremo sicuramente un parterre di interventi molto interessanti perché ci permetteranno di guardare alla ristorazione in un'ottica assolutamente nuova, in un'ottica, io credo anche sotto certi aspetti inaspettata, ma che veramente si proietta verso l'imprenditorialità del futuro e in maniera particolare verso il food and beverage del futuro. Quindi assolutamente vi invitiamo a partecipare, anche a coloro che eventualmente hanno avuto più interesse sui temi dell'ospitalità, ma l'ospitalità è anche ristorazione, l'ospitalità è passaggio molto frequentemente, soprattutto nella nostra tradizione, dal paesaggio alla tavola. Quindi sicuramente grande opportunità per potersi confrontare anche sui temi caldi dell'applicazione di un metodo, quale appunto il metodo LICET, che permette di tenere in equilibrio, in giusto bilanciamento, gli elementi chiavi per poter uscire dalla crisi e poter far tesoro per il futuro. Ricordiamoci che al momento non possiamo avere nessuna garanzia che non si ripresenteranno altre situazioni analoghe. Certamente speriamo con minori impatti di quanto è avvenuto per causa del Covid, però sicuramente il mondo cambia, sta cambiando e ovviamente l'imprenditorialità, i territori, il mondo intero deve allinearsi a questi cambiamenti. Noi cerchiamo di aiutare fornendo indicazioni utili, dando una linea guida, dando degli spunti di riflessione. E siamo certi che anche voi troverete vantaggio da questa disamina, dalla presentazione di questi argomenti, perché sicuramente è un arricchimento comune. Condividiamo i saperi, condividiamo quello che abbiamo attraverso i webinar, attraverso l'online, ma soprattutto confrontiamoci perché è solo in questa maniera che riusciremo a venirne fuori più forti di prima e veramente in grado di migliorare la nostra imprenditorialità.
Bene, grazie Giovanna. Io a questo punto chiuderei il webinar ringraziando tutti i partecipanti, tutti quelli che hanno seguito questo incontro come relatori, come partecipanti, per le domande che hanno mandato, e a questo punto direi un arrivederci al prossimo sabato e appunto continuiamo questo laboratorio per continuare a contribuire con le vostre esperienze, con i vostri riporti, con le vostre domande, come dicevo, per poi mettere assieme tutto quello che viene, che può essere utile a tutti noi. Grazie ancora e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.